Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo a bordo Romea, una delle strade più pericolose d'Italia e una delle croci veramente del nostro Delta e del nostro Polesine, e siamo con Luciano Tamburin, già esponente politico ma soprattutto ex consigliere e assessore comunale di Taglio di Po, perché ci voleva parlare della famosa Romea commerciale, ferma con le 4 frecce, e volevamo capire se lui aveva qualche notizia da darci più buona e più nuova di quello che sappiamo noi. Ecco, come ha già detto il signor Maggi, siamo sulla statale Romea, vedete, sentite il traffico, sono a pochi metri e ho paura anche essere a questa distanza. Ormai 40 anni fa la Romea era considerata quasi un'autostrada. Oggi purtroppo i tempi sono cambiati, il traffico è aumentato a dismisura, è considerata oggi una strada provinciale e quindi la viabilità necessita senz'altro di un'arteria idonea, va bene, a sostenere questo traffico. Ecco perché la Romea commerciale sarebbe la soluzione migliore e indispensabile. Di questo progetto, che veramente ne sappiamo molto poco, sappiamo che nel suo ufficio possiamo capirne un po' di più. Adesso ci spostiamo dalla Romea, andiamo nel suo ufficio e ci spiegherà il progetto della Romea commerciale, che benefici potrebbe portare, ma soprattutto che possibilità di sviluppo e anche di esecuzione potrà avere. Qua siamo nella zona, diciamo, Isola di Ariano, quello che vedete è il Po Grande, questo è il ponte che sarà poi fatto nuovo, che è a sud rispetto a quello di Corbola Adria, e questo sarà uno svincolo più o meno all'altezza della provinciale esistente tra Taglio di Po e Corbola. Questi giorni alcuni quotidiani locali, tra i quali la Voce di Rovigo, hanno dato ampio spazio a un mio articolo. Nel luglio del 2007 è stato presentato il progetto preliminare, quindi questo è studio di impatto ambientale nel corridoio di viabilità autostradale Mestre-Orte. Più tardi, dopo tante riunioni e tante modifiche, il progetto diventa definitivo. Ora si può indire l'aggiudicazione dei lavori e realizzare questa importante opera. I comuni della provincia di Rovigo interessati al passaggio dell'arteria sono Adria, Corbola, Taglio di Po e Ariano Polesine. Quando tutto era ormai pronto ad iniziare, hanno fermato i lavori di realizzazione. Nel frattempo, altre opere stradali progettate molto più tardi della Mestre Orte sono state realizzate. E mi riferisco al passante di Mestre, alla Pedemontana ed altre ancora. Ora mi chiedo perché in altre province del Veneto le grandi opere si realizzano mentre qui nel Basso Polesine tutto è fermo. Ad avalare questo mio pensiero c'è da aggiungere un'altra incompiuta, la Traspolesana, che da Rovigo doveva congiungersi alla statale Romea. Queste opere, una volta realizzate, darebbero sicuramente sviluppo e ricchezza al nostro territorio. Oggi, che il governo ha approvato il programma di come verranno utilizzati gli oltre 200 miliardi di fondi europei, sarebbe il momento ideale di fare quadro e di spingere la regione, una volta tanto, e proprio nell'anniversario della grande alluvione, ad accontentare il Basso Polesine, includendo questo progetto nelle grandi opere. Al presidente Zaia, come ho detto nell'articolo, che nel Veneto c'è anche il Basso Polesine. Purtroppo siamo stati troppo dimenticati e qui non abbiamo mai visto interessamento da parte della regione. E quindi questo è il momento giusto. I soldi ci sono, i progetti ci sono pronti a partire, occorre un po' di buona volontà. Zaia, questa volta accontentaci anche noi.